Sono arrivate le lelle. Le lelle sono le pecore. Oggi, che giorno è? 11 giugno, sono arrivate le lelle. Sta piovendo, ma loro della pioggia non frega niente. Finalmente abbiamo le lelle. Che freddo, mamma mia, che c'è. Adesso vi dico quanti gradi sono. Segna 16 gradi. Secondo me c'è più freddo. Hanno tantissima erba quest'anno da mangiare, è altissima. Tutta la pioggia che ha fatto. Pensate a quanti chilometri fanno ogni anno. Io per vedere un paziente ci metto 40 minuti, perché devo scrivere cartelle, le farò tutta a mano, tutta burocrazia, tutto medicina legale per proteggermi da eventuali minacce. Ciao, Secondo te qual è il cosa segreto fai per lì? fortuna tutti e sembra funzionare così Pippo, bene? Le risorse finanziarie, i soldi, insomma. cosa stai facendo lì? Ci stai facendo qui? E qua che ti dice? Sì, sì. E di che parlate? Quanti laboratori devono fare, quanti visit devono fare, programmazione. Quindi Oggi è il 13 di giugno. Non fa caldissimo qua su, Ho fatto 2 passi. Adesso torno indietro e via. E inizia una nuova giornata. Ma che bel pulito! Vedete, non dovete mai comprare questi qui, a meno che non li teniate fuori da qualche parte, perché la situazione in casa è questa poi. Non comprate questi. Piuttosto comprate dei tiragraffi, quelli normali, non questi qua in cartone, perché questi, a parte che si rovinano subito, cioè l'ho messo in casa ieri, ma in realtà poi l'avevo tolto, l'avevo rimesso stamattina. Ecco, è già pieno di buchi. Pepe dà la dimostrazione di come si fa. Bravo! Hai finito di fare sporco? Quanto è sporco che fai. Qua c'è un gattino che dorme sempre qui nell'angolo, infatti questo divano è un disastro. Vabbè, sono tornata a casa da lavoro, adesso devo pulire, perché decisamente un po' un casino. Vero Pepe? Infatti è tutto un casino oggi, E poi ho anche la lavasciuga cioè la lavasciuga, gli asciugamani da tirare fuori, piegare e mettere via, perché sono asciutti.
E come da qualche mattina a questa parte, piccola passeggiata prima di iniziare a lavorare. Ah, che bene, mi sento meglio da quando cammino la mattina. Certo è presto, ma insomma lo faccio. Lo faccio. Comunque è bello, oggi ci sono 8 gradi, freschetto, però bello. C'è tutte le montagne bagnate, bagnatissime. Qui con tutta la pioggia che ha fatto ci sta. È impressionante vedere fuori sopra il Cadore quella cappa di nuvole che da qua si vede. Fa impressione, eh? Quello è San Vito di Cadore. Vabbè, torno indietro. Non è una macchina da festa. No, allora, piantine per l'orto recuperate, comprate. Allora, dammi queste. E niente, dai, così si può fare anche l'orto oggi che giorno è? Oggi è il 17 di giugno. Ieri. Forse si riesce a iniziare a fare anche l'orto perché c'è stata acqua fino a ieri, no, l'altro ieri, quindi bene. Le piantine. E ho preso anche la baby anguria e la pianta di pomodoro con i pomodori. Se la pieghi si rovina un po', ma secondo me riesci a, cioè, aspetta un attimo. No, si rompe. Ah, perché proprio sì, ok. Vabbè, vado a mettere via il carrello, va, che sennò qua c'hanno un casino di bella roba qua, Io comprerei tutto praticamente. Bello. Andiamo. Stasera mangio fuori. Che ora è? 19:59. Ho deciso di mangiare qua. Franz adesso va a dormire. Così presto, sì, perché è stanco. Pomeriggio ci eravamo mangiati anche un gelato. È buono. Sono anch'io fiacca. Come ormai da qualche video vi dico, sono stanca. Devo arrivare alle ferie. Pepe, sono patate, zucchine, il tonno l'ho già finito. No, non c'è più niente. No. Nell'ultimo video, quello della notizia di Alfa, non vi avevo detto niente, specificato niente, volevo solo dirvi che non è stata una morte naturale, diciamo che è stata una morte voluta e dovuta perché poverino non, cioè sarebbe andato avanti soffrendo sempre di più e già, come vi ho detto, già stava iniziando a soffrire perché comunque i medicinali non facevano più effetto. Sicuramente quella cosa sopra l'occhio gli stava facendo male, sicuramente, non c'è dubbio, e non ne poteva più per il prurito che aveva qua al collo, aveva sangue, cioè aveva sangue, ecco, carne viva, e purtroppo lui aveva un tumore diciamo abbastanza aggressivo, non mi ricordo, c'è la carta con scritto, quindi purtroppo è andata così, però volevo specificarvelo perché non vi avevo detto niente e non è peggiorato di colpo fino a morire, no, in realtà gli è stato evitato il peggio perché sarebbe andato peggiorando di giorno in giorno e già stava iniziando a cedere il corpo, quindi purtroppo chi ha animali lo sa, alla fine per evitargli la sofferenza devi prendere questa decisione
E poi notizia delle notizie, ho di nuovo un po' di cistite. Strano, strano. Ma siccome il vlog precedente, no, quello prima ancora, vi ho fatto una testa enorme lamentandomi ancora della situazione, non voglio lamentarmi anche in questo video. Però ecco, vista la stanchezza e lo stress, non posso guarire, nel senso, anche comunque se stessi a casa non cambierebbe assolutamente niente in questo momento, perché comunque la testa ce l'ho lì sul lavoro. Cioè veramente dovrei andare dall'altra parte del mondo per evitare ogni contatto possibile con tutto, allora forse inizierei a stare meglio. No, vabbè, comunque ho di nuovo un po' di cistite. Ahimè sì, ho iniziato a prendere un integratore perché vorrei evitare l'antibiotico il più possibile, perché l'altra volta purtroppo mi ha dato parecchi problemi, e sto prendendo questo integratore, ormai è da 2 giorni / 3 che lo prendo, e devo dirvi che la situazione è un pochino migliorata. Ci vuole pazienza, ma la situazione è abbastanza migliorata. Sto cercando di bere, e il latte non sarebbe l'ideale. Vabbè, sto cercando comunque di bere le tisane, tutte quelle cose là che aiutano comunque a sfiammare, e niente, purtroppo il periodo è così e sarà così fino a settembre almeno, e quindi devo cercare di stare il più tranquilla possibile, per quanto possibile, insomma, a casa, quando sono a casa, stare il più tranquilla possibile, e cercare di far passare questi mesi, insomma. Ma perché gliel'hai date? Ma Pepe! Alla fine l'ho messo di fuori questo perché almeno sporcano di fuori. Pepe? Ma non vedi che sei ciccione? Pupi. Se pensate che Pepe è solo di qualche mese più giovane di Alfa. Sono nati lo stesso anno, solo che Alfa era nato in maggio, aveva appena fatto 10 anni. Alfa era nato in maggio e lui farà 10 anni in ottobre, se non sbaglio. Se volete, eccolo qua, eccolo. Ciao. Vieni vicino. Pepe. Senti il latte? Senti? A te non piace il latte? No. Infatti. Pelmo riflesso. Ah, che bello. E con chi ce l'ha coi miei fiori finti può andare a fanculo, detto sinceramente. A me non me ne frega niente se vivo in un posto così verde con la natura rigogliosa. Beh, frega niente, se voglio mettere i fiori finti li metto. C'ho i miei motivi per metterli. Stanno da Dio, sembrano veri. Solo perché ho detto che sono finti, perché se no nessuno se ne sarebbe accorto cioè vedendoli da lontano nei video, ragazzi. Solo perché ho detto che sono finti. Ah, che palle, vero Pepe? Vabbè, vi saluto. Ecco. Iniziano a girare un po' pipistrelli, un po' di tutto inizia a girare adesso. E sono le 21 e qualche minuto, forse 10. Ah, la luna si è coperta, era là dietro. Vabbè, comunque, dai, vi saluto, chiudo questo vlog, ne inizio un altro. E è stato un vlog un po' più tranquillo questo, nel senso che è stato un po' più riflessivo. Mi sono allontanata un pochino dal fare video, ormai era, non so quant'era che non vi parlavo così, forse una settimana, ma ho avuto la necessità di allontanarmi un attimo. Pepe, cosa hai visto? Oh, sembri spiritato. Tutti gli insetti. E quindi niente, dai, ne apro un altro, ne inizio un altro e vi farò vedere, penso nel prossimo video, come procederà l'orto, perché bisogna iniziare a farlo adesso che ci sono le piantine. Vi saluto, ciao ciao.